Non ce l'ha fatta il piccolo Riccardo, il bambino di 16 mesi di Bolzano Vicentino, colpito da una forma di meningite fulminante. In un estremo atto d'amore i genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Un'altra vittima sulle strade della Marca, schianto mortale poco fa a Mareno di Piave. Restano intanto gravissime le condizioni del 18enne coinvolto ieri nell'incidente costato la vita ad uno studente 19enne. La Presidente del Senato Elisabetta Casellati a Padova per il convegno di educazione alla cittadinanza sull'autonomia dice: verificheremo presto con Fico qual è il contributo del Parlamento alle richieste. Camorra in Veneto Orientale, il sindaco di Eraclea Mirko Mestre, arrestato per voto di scambio, ammette di essere stato a conoscenza dei voti riferibili a Donadio. Andrà ad una donna di Milano il primo assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole, il primo caso in Italia dopo il divorzio tra due donne unite civilmente. Benefici fiscali e semplificazioni amministrative per rilanciare l'economia, siglata a Venezia la richiesta al governo per diventare ZES, zona economica speciale. Il Totila d'Oro, il più importante riconoscimento della città di Treviso, è stato consegnato questa mattina alla famiglia Iannacopoulos e al gruppo Media Nord-Est di cui fa parte Antenna 3. Stamane la cerimonia, domenica sera la trasmissione dell'intera premiazione. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la cronaca, non ce l'ha fatta il piccolo Riccardo, il bambino di 16 mesi colpito da una forma di meningite fulminante. Era ricoverato da qualche giorno all'ospedale San Bortolo di Vicenza. In un estremo atto d'amore i genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Continuerà a vivere nel sorriso di altre persone il piccolo Riccardo, il bambino di 16 mesi di Bolzano Vicentino, morto all'ospedale San Bortolo dopo aver lottato per alcuni giorni contro una forma di meningite fulminante. Alle 21 di venerdì la commissione interna, chiamata a valutare il suo caso, ha dato il responso che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Riccardo non ce l'aveva fatta. Accanto a lui c'erano i genitori che, nonostante il dolore, hanno acconsentito che la sua morte si trasformasse in speranza, tanto che già nella notte è stato avviato un espianto multiorgano per la donazione. Una tragedia piombata come un fulmine a ciel sereno nella vita della famiglia. Riccardo aveva avviato l'iter vaccinale previsto per la sua età. Frequentava un asilo nido. Da martedì stava male, colpito da un'otite. Mercoledì le sue condizioni si erano aggravate tanto che i genitori lo avevano portato al pronto soccorso del San Bortolo. I medici si erano resi conto che la situazione era molto grave. Ricoverato in terapia intensiva pediatrica, ha sempre avuto una febbre altissima. Venerdì le condizioni si sono rivelate disperate fino al drammatico epilogo. Nessun rischio e pericolo di contagio, ripetono i sanitari del San Bortolo, tanto che non è stata avviata nessuna profilassi né per i familiari né per gli altri bambini del nido. Una meningite da pneumococco è la malattia che ha colpito il piccolo Riccardo, un batterio che di solito in rari casi arriva al cervello, spiegano i sanitari. Per capire cosa sia esattamente accaduto saranno necessari ulteriori approfondimenti. Intanto resta il dolore, grande, di una famiglia e di un'intera comunità. Ancora a cronaca, incidenti stradali a Mareno di Piave, in mattinata una nuova vittima. Nella Marca 2 decessi in poche ore dopo il 19enne Tommy Saccon, morto nello schianto a Godega di Sant'Urbano, e resta ancora gravissimo l'amico di Tommy che era seduto accanto a lui in auto. Rimangono gravissime le condizioni del 18enne ferito nell'incidente della notte scorsa in zona industriale a Godega di Sant'Urbano lungo via Cordignano, in cui ha perso la vita Tommy Saccon, 19 anni appena compiuti, che era al volante della Mercedes classe A finita nel fossato. L'amico, seduto accanto a lui sul sedile del passeggero, lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Cattinara a Trieste. Andato in arresto cardiocircolatorio, era stato rianimato sul posto dopo l'incidente dai sanitari del SUEM 118 che l'avevano trasportato prima in ospedale a Sacile e poi con l'elisoccorso abilitato al volo notturno a quello di Trieste, dove i medici di neurochirurgia lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Per la comunità di San Fior, che conta anche un terzo ragazzo ferito, ricoverato a Conegliano ma con lesioni lievi, quello pagato alla strada è un tributo che continua a rimanere troppo alto.
Solo un anno fa, nel gennaio del 2018, era toccato a un altro 18enne, Massimo Pizzò, il perdere la vita, e ora ci si interroga su cosa fare per evitare che la pericolosità della strada venga sottovalutata da giovani e giovanissimi. Siamo stati tutti giovani, io lo sono tuttora, e pensiamo che nulla ci fermi, però è importante far tesoro di questi grandi dolori, questi gravi avvenimenti per poter reagire. Dobbiamo parlare con loro, avvicinarli e spiegargli che la vita è una sola. Con la politica ora andiamo a Padova. Quella di oggi è una mattinata intensa nella città del Santo, con la presenza in due distinti eventi del Ministro alla Famiglia e alla Disabilità Fontana e la Presidente del Senato Elisabetta Casellati, che poco fa è intervenuta anche sulla questione dell'autonomia. Ma ci aggiorna in diretta al telefono da Padova Guido Barbato. Buongiorno Guido. Buongiorno da Padova. La prossima settimana la Presidente del Senato e quello della Camera, Roberto Fico, si incontreranno per valutare quale può essere il contributo del Parlamento alla discussione sull'autonomia regionale, tra cui appunto quella del Veneto. Lo ha detto proprio la Presidente Casellati, intervenuta stamattina a un convegno su Costituzione ed Educazione Civica, aperto agli studenti delle quinte superiori di Padova e provincia presso il liceo Modigliani, qui appunto in via degli Scrovegni a Padova. A poca distanza dal liceo, poco prima, il Ministro per la Famiglia Fontana ha inaugurato in centro storico, in via Agnus Dei, 2 appartamenti dove andranno a vivere per conto loro 9 persone Down, 7 donne e 2 uomini. Un progetto dell'associazione Down Dadi che da qualche decennio aiuta queste persone nel lavoro, nella quotidianità e da oggi anche nella autonomia. Fontana non ha voluto rispondere a domande sulle polemiche, sul convegno sulla famiglia che si svolgerà a Verona a fine mese e quindi invece ha accettato di parlare di contenuti dell'evento. E sui contenuti di questo evento sapete che la maggioranza di governo ha pareri opposti. Il Ministro ha detto invece che il dopo di noi o il durante di noi, riferito alle persone con disabilità e ai loro familiari, sarà al centro dei lavori del convegno. Da Padova, linea allo studio. Il Tribunale di Pordenone, in una causa di divorzio tra 2 donne unite civilmente, ha riconosciuto un assegno divorzile periodico a favore della coniuge più debole. Protagonista una donna di Mirano che, per amore della compagna, aveva lasciato un lavoro stabile e l'abitazione di famiglia a Mirano, appunto, per trasferirsi a vivere con la compagna a Pordenone. Le due hanno convissuto per 3 anni, poi hanno coronato la loro unione nel 2016 grazie alla legge Cirinnà, che equipara le unioni civili al matrimonio e consente il divorzio diretto. Poi la relazione è naufragata e le 2 donne sono finite davanti al giudice. Nel provvedimento del Tribunale, presieduto dal giudice Gaetano Appierto, si legge che è altamente verosimile che nel corso della stabile convivenza delle parti in causa, con inizio nell'autunno del 2013, siano state adottate dalla donna economicamente più debole decisioni in ordine al trasferimento della propria residenza e all'attività lavorativa, dettate non solo dalla maggior comodità del posto di lavoro rispetto ai luoghi di convivenza, Pordenone piuttosto che Mirano, appunto nel veneziano, ma anche dalla necessità di coltivare al meglio la relazione e trascorrere quanto più tempo possibile con la compagna. L'assegno di mantenimento sarà di 350 euro al mese a carico della coniuge economicamente più forte che occupa ancora l'abitazione condivisa durante la relazione. Torniamo ora a parlare delle infiltrazioni della camorra in Veneto orientale. L'ex sindaco di Eraclea, Mirko Mestre, ha confessato di sapere che i voti di Donadio appunto arrivavano da lui. Intanto lunedì arriverà a Venezia e a Eraclea una delegazione di parlamentari del PD della Commissione Antimafia. Sentiamo. Dopo che il Tribunale del riesame di Venezia ha rigettato il ricorso presentato, l'ormai ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre ha ammesso di essere stato informato che i 100 voti grazie a cui ha vinto le elezioni nel 2016 erano quelli riferibili a Luciano Donadio, il boss del clan dei Casalesi.
Confessione arrivata dopo che il sostituto procuratore terzo gli ha mostrato le dichiarazioni rilasciate in precedenza su chi l'aveva aiutato nella campagna elettorale e che ora è sotto accusa con lui. Emanuele Zammuner infatti ha messo a verbale di essersi materialmente occupato di raccogliere i voti messi a disposizione da Donadio, prima per sé, poi per l'amico Mestre quando è stato dichiarato che non si sarebbe candidato. Ora i legali dei due punteranno sull'utilità che il politico deve promettere in cambio del voto, senza cui non si configura alcun reato. Sosterranno la tesi secondo cui non vi è alcuna prova di una promessa fatta al boss dei casalesi prima delle elezioni. Il PM però sostiene che nel caso di voto di scambio non vi sono contratti scritti e che il successivo appoggio del comune per l'impianto di biogas che interessava Donadio costituisce l'utilità richiesta. E mentre a Eraclea riprende la raccolta firme in favore di Mirko Mestre, già giunta a quota 500, una delegazione di parlamentari del PD della Commissione Antimafia lunedì sarà a Venezia e Eraclea per una serie di incontri sul territorio. Abbiamo voluto iniziare da qui, hanno dichiarato, per testimoniare il nostro impegno ai cittadini e anche per approfondire un fenomeno che appare per certi versi inedito. Nelle prossime settimane visiteremo altri luoghi e comunità e incontreremo le associazioni antimafia per conoscere i problemi e ascoltare da loro proposte per affrontare la criminalità organizzata in questa fase. E a proposito delle infiltrazioni della mafia nel nostro territorio, ha parlato ieri il presidente degli industriali del Veneto Zoppas. Sentiamo. Piccole imprese vulnerabili, stremate dalla crisi, vengono annientate e usate dalla malavita organizzata per traffici loschi. Il Veneto è ancora scosso dopo l'ultimo blitz che ha portato a galla ramificazioni delle cosche andranghetiste, non più solo infiltrazioni mafiose, ma presenza, così l'ha definita il procuratore antimafia, spiegando la vasta operazione di carabinieri e guardia di finanza. Per contrastare questo fenomeno bisogna contare su una forte rete sociale, da qui la risposta delle associazioni di categoria, in primis degli industriali. Noi chiediamo a tutti gli imprenditori di, dove possibile e anche dove non sarebbe possibile, denunciare queste cose, e noi siamo al loro fianco per fare maggiore luce e per attivarci affinché venga trovata la migliore soluzione. Gli altri, devo dire che noi non possiamo sicuramente considerarli imprenditori, gli altri sono delle figure che creano solo del male. È stata proprio la denuncia di un imprenditore trevigiano, titolare all'epoca dei fatti di un'azienda di Galliera Veneta, a dare il via con la sua denuncia alle indagini. Con il racconto ai nostri microfoni ha rievocato gli anni durissimi delle minacce e della paura. Imprenditori che vanno sostenuti e forze dell'ordine che devono poter avere sempre informazioni aggiornate. Per questo la Camera di Commercio di Padova scende in campo con uno strumento importante. Una delle società partecipate dalla Camera di Commercio è Infocamere. Infocamere è il detentore del registro delle imprese ed ha una banca dati di grandissimo valore dove può estrapolare qualunque tipo di informazioni che possono essere utilizzate poi anche per le forze dell'ordine. Parlo per esempio del caso di cambiamenti nell'assetto societario, di nuove entrate, eccetera, oppure di avvio di realtà nuove, magari territorialmente in aree territorialmente non vocate. Ed abbiamo un'ultima ora che ci arriva dalla provincia di Rovigo, da Castelmassa, dove una bimba di appena 40 giorni è morta per arresto cardiaco improvviso. Vani i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari giunti nell'abitazione della famiglia dopo essere stati chiamati dai genitori che avevano trovato la piccina priva di sensi nel lettino, tentativi che purtroppo sono risultati. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castelmassa, che non hanno riscontrato sul corpo della piccina alcun segno di violenza. E torniamo ora a parlare della vicenda della giovane mamma morta all'ospedale di Oderzo poco dopo aver dato alla luce al suo secondogenito. Nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia, rimane intanto il dolore. Ed oggi alla famiglia di questa donna rivolge il suo pensiero un altro papà rimasto solo in una circostanza analoga, Fabio Piovesan, compagno di Maria Buso, morta lo scorso agosto all'ospedale di Treviso dopo aver partorito 2 gemellini. Sentiamo.
Inevitabile rivivere quei momenti, inevitabile mettersi nei panni di un altro papà passato dalla gioia più grande a una disperazione inimmaginabile. Fabio Piovesan quel dolore lo conosce bene. Marito di Maria Buso, la 39enne originaria di Cimadolmo, morta lo scorso agosto all'ospedale Cafoncello poco dopo aver dato alla luce i 2 gemellini tanto attesi. Il suo pensiero va ad Antonio, marito di Francesca Schirinzi. Mi sono immaginato in quei momenti in cui sei fuori e ti balenano alla mente tutte le possibilità della catastrofe che sta per succedere. Mi ricordo quello è stato uno dei momenti più brutti per me, perché c'è proprio la crisi di panico, perché tu sei nel momento più bello della tua vita e in quel momento, proprio in quel momento, capita una cosa che è la più brutta della tua vita. Non è facile reggere il dolore, non è facile risollevarsi immediatamente, perché questo esigono 2 bimbi appena nati. Non sai da dove prendere, come fare e non sai come potercela fare. Io sono stato fortunato perché ho avuto i nonni che mi hanno dato una mano, spero che per lui sia lo stesso, perché veramente i momenti sono duri, non c'è niente che possa consolarti né niente che riesca ad aiutarti. A me il consiglio che hanno dato e che ho apprezzato di più, perché è veramente è l'unica cosa che può fare, è una sorta di massima che diceva di guardare un giorno alla volta, di passare una giornata alla volta, di fare un passo alla volta, di fare un respiro alla volta, perché prendere tutto insieme adesso è troppo. Inutile raccontarsi, conclude Fabio, che il tempo cancelli ciò che è accaduto. Il dolore e la tragedia non passerà mai, nel senso che sì, forse il dolore col tempo comincerà a far meno male, ma rimarrà sempre la tristezza della perdita, e sì, questo è brutto da dire, ma sì, per me è ancora presto magari, però mi sento di dire questo, e poi di cercare tutto l'aiuto possibile, veramente di accettare tutto l'aiuto possibile, perché poi arriverà da strade inaspettate. Cambiamo decisamente argomento, è una giornata speciale quella di oggi per Antenna 3 ed il gruppo Media Nord-Est, che comprende appunto oltre ad Antenna 3 anche Rete Veneta, Tele Nord-Est e Tele 4. Questa mattina al Museo di Santa Caterina a Treviso il Comune ha assegnato alla famiglia Iannakopoulos il Totila d'Oro, la massima onoreficenza appunto conferita dal Comune di Treviso. Ci colleghiamo quindi subito in diretta con Santa Caterina, con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, che vedo in una folta compagnia. Buongiorno. Ciao Marta Maragon. Sì, Totila d'Oro, hai detto molto bene, la famiglia Iannakopoulos, così come anche a Don Canuto Toso e Anello Francescato, alla famiglia Francescato. Vi dico subito che è stata un'emozione straordinaria questa mattina e è un riconoscimento importantissimo che si è vissuto qui, i primi Totila d'Oro, riconoscimenti voluti dal sindaco Mario Conte. Sì, un'emozione davvero grande, devo riconoscere e ringraziare ai premiati dei valori davvero straordinari messi a disposizione di una comunità, che questo è la cosa importante, perché avere dei tesori e tenerli per sé vale poco, ma metterli a disposizione di un'intera comunità come ha fatto la famiglia Iannakopoulos, la famiglia Francescato e Don Canuto Toso, significa che tutta la comunità grazie a loro è un po' più ricca. Grazie Sindaco, in effetti è l'idea di comunità, di cittadini che abbiamo ribadito oggi, così come nel discorso dell'ingegnere Filippo Iannakopoulos, che in questi anni insieme al direttore Luigi Bacialli e alla sua famiglia, oggi c'erano papà, mamma, la sua compagna e anche la piccola Virginia, che si è fatta sentire nel momento del tuo discorso. È vero, l'ha sentito. Comunque un ringraziamento vero alla città di Treviso per questo premio e un ringraziamento a tutti quelli, l'avevo ribadito prima, a tutti quelli che sono stati protagonisti della storia di Antenna 3. Veramente voglio ringraziare in 40 anni tutti quelli che si sono succeduti, dai tecnici ai commerciali, agli amministrativi, dai giornalisti, i direttori, gli editori, perché veramente in 40 anni si è costruita una storia unica, che è una storia di comunità, una storia di servizio al territorio, una storia di partecipazione, ed è da questa partecipazione che ovviamente l'impegno resta quello di essere sempre la voce dei cittadini di Treviso, della provincia di Treviso, del Veneto, del Nord-Est.
lasciami dire solo una cosa, sono veramente orgoglioso oggi di essere qui con Don Canuto Toso, con la famiglia Francescato, è veramente stata una cerimonia emozionante per cui sono veramente contento. C'è una notizia nella notizia anche, ti ha chiesto un docufilm sulla Treviso grazie alle immagini del nostro archivio. Il sindaco anche un'altra volta aveva chiesto la trasmissione, abbiamo fatto la trasmissione, adesso chiede il docufilm, dovremo fare il docufilm, d'altra parte se il sindaco vuole. Ma anche perché l'applauso della platea, quindi della città, ha avallato il progetto e quindi grazie al grande lavoro di Lucio Zanato che sta spolverando 40 anni di archivio, credo che tutti i trevigiani attendano questo docufilm che farà vedere com'è cambiata la Treviso sia da un punto di vista architettonico che da un punto di vista dei personaggi. Vogliamo tutti vedere Vittorio Zanini con i capelli lunghi e con 50 kg di meno. Vedi Ferdinando, il sindaco sta sperimentando attraverso i microfoni la democrazia diretta. Meraviglioso. Lucio ovviamente è dietro la telecamera perché è versatile, lo conoscete, Don Canuto Toso, un'emozione straordinaria sentirla, ascoltare di lei e vedere quanto ha fatto per i trevisani nel mondo in questa vita intera. Ringrazio il sindaco che ci ha fatto fare questo avvenimento nella chiesa di Santa Caterina, la donna meravigliosa, e direi sarebbe bene che premiaste qualche donna, la quale ha fatto ritornare a casa a Roma il Papa che era separato da Roma a Avignone, emigrato profugo. Per cui con Santa Caterina proprio vogliamo chiedere la protezione di queste persone che sono state premiate, in particolare i nostri emigrati all'estero, quelli che perdono, come ho detto, l'identità di origine culturale, specialmente cristiana, ma anche per tante altre persone qui in Italia che se non stiamo attenti perdiamo con loro la storia nostra cristiana. Basta così, Va bene, decide lei, grazie davvero. E quando si parla di condottieri, diciamo come il Totila, si parla di una famiglia grandiosa come quella dei Francescato. Oggi volevo solamente ringraziare tutti i trevigiani che ci hanno sempre seguito, sempre accompagnato, che ci hanno sostenuto in ogni difficoltà. E Vittorio in particolar modo perché siamo sempre stati vicini, abbiamo vissuto nello stesso ambiente, siamo cresciuti con le stesse difficoltà, li abbiamo affrontati assieme e per fortuna abbiamo avuto la forza e le spalle coperte dai nostri familiari che ci hanno aiutato nel superare tutte le difficoltà che abbiamo incontrato, e sono state molte, per esempio non ultima la perdita di un fratello giovanissimo. Oggi però questa tradizione del rugby continua. Grazie davvero, vi salutiamo ricordandovi soltanto che è in onda domani sera l'intera cerimonia del Totila a partire dalle 21:15 su Antena 3. Grazie. Ecco, grazie a Ferdinando Avarino e a Lucio Zanato per questo collegamento da Santa Caterina, dove appunto, come avete sentito, si è appena conclusa la cerimonia di consegna del Totila d'Oro, massima onorificenza del Comune di Treviso. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo ora a Venezia per parlare di benefici fiscali e semplificazioni amministrative per rilanciare l'economia. È stata infatti siglata a Venezia la richiesta al governo per diventare ZES, zona economica speciale. Sentiamo. Un'ampia alleanza che oltre a Venezia vede in prima linea 19 comuni rodigini e veneziani, le associazioni delle categorie economiche capitanate da Confindustria e l'autorità portuale dell'Alto Adriatico, tutti uniti per chiedere il riconoscimento a zona economica speciale di un'area di 385 ettari a destinazione produttiva tra Venezia e Rovigo. Note anche con l'acronimo ZES, le zone economiche speciali godono di benefici fiscali e semplificazioni amministrative capaci, secondo Confindustria, di creare, nel caso specifico, 2,5 miliardi di euro di investimenti in nuove imprese e più di 26.000 posti di lavoro, considerando anche l'indotto. Significa credere nell'impresa, credere nelle proposte per lo sviluppo, credere che questa è un'occasione, un'opportunità. L'abbiamo visto anche per quello che sta succedendo oggi con la Cina e con gli accordi commerciali. Questa diventa un'infrastruttura tutta nostra in cui si possono regolamentare anche le regole commerciali della via e la seta
considerando che noi abbiamo una posizione logistica fondamentale. Ci stiamo mettendo al passo con l'Europa, partendo dal territorio. In Polonia l'istituzione di 14 ZES ha portato ad un aumento del 27% del PIL in 7 anni. La lettera sottoscritta a Cafarsetti, anche dai prefetti di Venezia e Rovigo, sarà inviata al governo per richiedere l'avvio del procedimento. Quanto tempo poi ci vorrebbero per vedere i primi risultati? Ma i primi risultati si possono vedere in tempi relativamente rapidi, perché quando hai la possibilità di presentare ad investitori stranieri l'attu della ZES, quindi l'attu di avere condizioni agevolate sotto il profilo amministrativo piuttosto che sotto il profilo del fiscale o doganale, è chiaro che questo accende sicuramente qualche lampadina nella testa dell'investitore. Per l'economia di Venezia è un'opportunità per superare quella che è stata definita la monocultura turistica. Noi diciamo che si può rilanciare il lavoro. Poi se mi dice se questo governo, in questo caso sviluppo economico, che fanno le cose, dico fino adesso mica tanto. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. È ancora il bel tempo ad accompagnare l'inizio del prossimo weekend, ma vediamo nel dettaglio la previsione per sabato 16 marzo. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, ma con qualche foschia, specie al mattino sulle pianure meridionali della nostra regione. Cielo al massimo poco nuvoloso invece altrove. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime davvero molto miti tra 13 e 20 gradi. La situazione non cambia di molto sul Friuli Venezia Giulia, dove il sole sarà prevalente. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime oscillanti invece tra 13 e 17 gradi. Tanto sole anche sul Trentino Alto Adige. Anche in questo caso avremo al massimo la presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 21 gradi ma con punte addirittura di 22 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.